Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riservano le costellazioni in questo giorno di venerdì 13. Mannaggia che numero, che abbinamento. Però prima di approfondire questa interpretazione degli influssi odierni, vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Perché dicevo ai ai ai, no, non sono superstiziosa effettivamente il venerdì 13 però devo dire che qualche cosina la fa. Eh, Non tanto per il venerdì, che è un influsso comunque positivo, la presenza di Venere è sempre apportatrice di armonia, bellezza, pace, serenità, ovviamente a 360 gradi, dunque tocca tutti gli ambiti lavorativi, gli ambiti della cura del sé, gli ambiti dei rapporti interpersonali. Dicevo ai 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 per il numero 13, perché comunque 13 è un numero che ha una forza particolare e effettivamente ha un significato particolare, è un numero collegato al passaggio dalla fine di un ciclo all'inizio di un nuovo ciclo, può essere sempre un pochettino destabilizzante. Questo è diciamo ciò che si cela dietro la diceria o comunque la superstizione, diciamo così, collegata a questa data, a questo giorno. Ma veniamo all'interpretazione di quelli che sono gli influssi di oggi. Abbiamo già menzionato Venere, quale governatore del giorno di venerdì, e dunque, come ho già detto, influenza a 360 gradi gli ambiti menzionati prima, dunque i rapporti interpersonali, le collaborazioni, le società, ma anche le relazioni proprio sentimentali, dunque con le persone del cuore. E questo giorno comunque vede anche come stella capo la costellazione Gemelli, vale a dire che è la prima costellazione attraversata dalla Luna in questo giorno. Segue dunque a Gemelli Bilancia e segue ancora Acquario. Abbiamo un trittico d'aria che comunque è indirettamente presente anche nel dominatore Venere, poiché essendo governatore della costellazione Bilancia abbiamo appunto un ennesimo influsso d'aria. Cosa significa insomma un po' tutto questo? È sicuramente una giornata all'insegna del piano mentale, dei pensieri, molti e tanti pensieri che si agitano sicuramente in noi e non ci lasciano molta lucidità. Ma in che ambiti sono questi pensieri? Gli ambiti dei rapporti. Abbiamo questo Gemelli che apre la giornata e che ci parla chiaramente di comunicazioni, spessi scambi frequenti e tutto quello che riguarda appunto lo scrivere, anche il dialogo, insomma l'ambito delle comunicazioni in tutte le sue sfaccettature, non solo le comunicazioni ma anche i mezzi di comunicazione e i mezzi di trasporto. Dunque è una giornata molto movimentata sotto questo profilo e ad aumentare questa motilità c'è questo ulteriore apporto di aria che segue nella costellazione Bilancia. Dunque siamo molto attenti al prendersi cura, ma anche dovremmo essere attenti a fare la giusta diplomazia con le persone intorno a noi proprio per non urtare la sensibilità di alcuno. Oggi molto accentuata questa parte, non solo la sensibilità, ma anche di non andare a toccare in modo negativo le collaborazioni. Dunque in questo giorno ottimo poter mediare, ottimo anche stemperare i toni, ottimo buttarla un po' sullo scherzo, è necessario dunque usare in modo diplomatico tutte le forze in gioco e sotto questo profilo sia l'abilità che ci proviene appunto dall'aspetto mercuriano geminiano di poter appunto comunicare in modo profittevole sempre
restando su posizioni neutrali e molto diplomatiche, così come pure la capacità di intermediazione, di mettere una buona parola, di riportare la pace, l'armonia, che proviene dalla costellazione Bilancia, formano un bellissimo connubio sotto questo aspetto, però mette anche in evidenza il fatto di dover mediare e di dover stemperare molto i toni. La giornata non presenta doppi fluidi, dunque non ci sono cose particolarmente dure o preoccupanti da segnalare. È una giornata che porta comunque un buon grado di fortuna. A livello fisico potremo percepire comunque una certa resistenza, è chiaro che non varrà per tutti, non è una lettura che possa essere fatta per tutti i soggetti, noi stiamo guardando comunque quali sono gli influssi che riceviamo in questa giornata, poi il modo in cui noi reagiremo o interagiremo con le stimolazioni che arrivano dagli astri dipenderà moltissimo dal nostro personale quadrato di nascita, vale a dire da quali sono le energie in gioco che riceviamo al momento della nostra nascita. Comunque di fatto è una giornata che resta di per sé positiva. Certo, i tempi sono quelli che sono, questo venerdì 13 2020 nasce in un periodo globalmente molto problematico. Quello che è importante e che ci ricordano le costellazioni di questo giorno è di ricordarci una sorta di fratellanza. Gemelli del resto è la costellazione ed è anche il segno zodiacale dei fratelli, dunque ricordiamoci di non perdere la nostra umanità di fronte a questa situazione, ricordarci come una parola di conforto, anche questo rientra nel dominio dei gemelli, possa veramente cambiare la giornata, l'umore, le vibrazioni che sono intorno a noi, dunque restiamo uniti e forti perché sono dell'idea che riusciremo a passare questo e comunque qualcosa cambierà anche a livello astrale e planetario. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie sempre per il vostro sostegno, la vostra partecipazione, vi auguro una bellissima giornata. A presto.